Nessuno sfruttamento ha riguardato i dirigenti di Grafica Veneta coinvolti nell'inchiesta sul caporalato della Procura della Repubblica di Padova, che martedì, dopo averlo chiesto in modo spontaneo, sono stati a lungo interrogati dal PM titolare delle indagini, che ha dato parere favorevole alla revoca della misura cautelare. A spiegarlo nel suo studio padovano è il difensore di Giorgio Bertan, l'avvocato Fabio Pinelli, che comunica come l'istanza sia stata parzialmente accolta dal GIP e che per i due manager, oltre a Giorgio Bertan e Giampaolo Pinton, è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora nel loro comune di residenza. Hanno reso gli interrogatori due dirigenti e hanno chiarito assolutamente quello che è stato il ruolo di Grafica Veneta, che è un ruolo di estraneità rispetto allo sfruttamento, eventuale sfruttamento dei lavoratori compiuto semmai dal datore di lavoro di questi lavoratori pakistani. Nessuno sfruttamento in capo ai dirigenti di Grafica Veneta, puntualizza il legale, che aggiunge come l'azienda abbia usato, come prevede la legge, l'istituto del contratto di appalto di servizi. La parte di lavoro che viene fatta, diciamo, per conto del committente venga compiuta sotto il controllo e la vigilanza da parte dei lavoratori del loro reale datore di lavoro, che è la ditta con la quale il committente, in questo caso Grafica Veneta, stipula il contratto di appalto di servizi. Questo per dire che il controllo e la vigilanza sui lavoratori non è compito del committente. L'appalto di servizi rappresenta l'1,8% della spesa complessiva per la manodopera per Grafica Veneta nei primi 6 mesi del 2021, cifra che negli anni precedenti arrivava al massimo al 3%, precisa l'avvocato Pinelli. Adesso i due manager coinvolti, Giorgio Bertan e Giampaolo Pinton, sono pronti a chiedere la totale revoca delle misure cautelari. Chiederemo nuovamente con una istanza la revoca della misura per quanto attenuata dell'obbligo di dimora.